si parla di foreste, di clima, di ambiente, quindi farlo in questa cornice è ancora più significativo. Farlo anche qui sulla Lamiata è significativo perché è un periodo per la Lamiata abbastanza complicato adesso, un periodo in cui alla Lamiata abbiamo questa montagna, questo polo, devo dire, importante, un polo verde, una montagna delle acque, perché da qui sorgono le acque, una montagna dove da qui sorge la geotermia, una montagna dove c'è la più grande pancetta d'Europa, una montagna che in qualche maniera va tutelata, salvaguardata, va conservata anche per quello che c'è stato dato fino ad oggi. Non sembra che tutte le cose stiano andando bene così come dovrebbero andare, almeno ci sono settori dell'opinione pubblica che ci dicono che forse andrebbe un pochettino più monitorata, andrebbe in qualche maniera più osservata, e io credo che questa sia un'espressione da parte mia, ma sia come sindaco ma anche come presidente dell'Unione dei Comuni della Lamiata Val d'Orcia. Stamattina ho parlato con il direttore generale. La mia prossima proposta alla Giunta dell'Unione dei Comuni è quella di vedere di usufruire di persone che scientificamente lavorano su questo campo, quindi questa è l'occasione del ricordo che poi farà da interprete per me il professore Giuseppe, che è a Castagnario. Io credo che sia il momento anche di dare delle risposte scientifiche su certe impressioni che Giuseppe tu sai ci sono anche perplessità su questa montagna, anche dal punto di vista di forestazione, dal punto di vista di emissioni dell'aria, eccetera. E chi non meglio che un'università più vicina a noi, quella della Tuscia, ovviamente facciamo parte dello stesso territorio, di Tervese che a Castagnario e Tuscia come di Tervese siamo confini, siamo quindi un'università di prestigio come quella della Tuscia che possa in qualche maniera darci una mano anche scientificamente per dare delle risposte che siano quindi più scientifiche che non di opinione. Io credo che sia il momento di doverle dare. Quindi questo è il messaggio che attraverso voi voglio dare questa sera, per ringraziarvi anche della vostra presenza, una presenza autorevole. Ringrazio tutti e lo faccio anche tramite il professore nostro paesano